Allora, lasciamo fino a 18:32, così se entra ancora qualcuno. Vedete che qui accanto a me c'è una poltrona che tra un po' sarà occupata dalla nostra eminenza grigia di stasera, che è Fabrizio Dettamanti, che sta entrando in questo momento e io vi dico già chi è. Fabrizio Dettamanti è molto conosciuto a Bergamo perché è un autore teatrale, scrittore, regista teatrale, autore di musiche, di testi, di poesie, colui che di solito si occupa di correggere tutto quello che arriva in ducato, fa parte del ducato di Piazza Pontida ed è un cavaliere come me, e tutto quello che arriva in ducato di scritto in dialetto bergamasco passa sotto la sua anche la sua, il suo giudizio. La prossima settimana avremo anche Silverio Signorelli, che è il direttore del nostro giornale GP, organo del Ducato di Piazza Pontida, ed è un'altra persona che noi chiamiamo esperto. Ecco, Fabrizio del Tamanti si è seduto Buonasera. accanto a me. Buonasera. 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 Ho detto che sei, aiutami, autore teatrale, regista, scrittore, autore di testi teatrali, nonché di musiche e il giudice, uno dei giudici più importanti di tutto quello che arriva di scritto in bergamasco nel Ducato. Ah sì, vabbè. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera. Piacere Grazie di essere venuto, grazie. Matteo, possiamo cominciare? Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine del nostro Pinocchio, perché abbiamo riservato per questa sera gli ultimi 2 capitoli, per cui noi cominciamo subito a leggerci il capitolo 30 sic. Ricordiamo che Pinocchio è stato risucchiato dal Luccio e adesso ha incontrato una tinca, che anche lei è prigioniera nello stomaco del Luccio, e però vede in lontananza un lumicino piuttosto tremolante che però ci rivelerà una sorpresa che conoscete tutti perché la storia di Pinocchio la sapete. Comunque è carino lo stesso. Allora, capitolo 30 sic. Dopo dei saludar la sua amisa, che sarebbe la tinca, il Pinocchio l'attaccata a camminare al pu detin del corpo dell'eus, che l'era ise mai long, che sghedi a mai la fi, sempre tenendo d'oc che l'umi l'anfon. Allora, qui c'è un gerundio. Generalmente in bergamasco si dice che il gerundio non esista. In realtà non è esattamente così, perché molti dei più grandi scrittori bergamaschi, cito Giuseppe Mazza, lo usa spesso, e siccome per me Giuseppe Mazza è il Vangelo, lo uso anch'io. En del camminà l'islisade tindonacqua ucia e bisucia che la spesade pessero stit. Oh, finalmente Tarcisio! E compiò che l'indanna compiò il vedia che il Ciaria sberlus ed enta gross. Finalmente, dopo tanta strada, le riat denacia una tavola preparata, con sulla sobra toaia e del mes una candela appesa infilata dentro di una bottiglia di eder. Guardate questo nome bottiglia. Generalmente si utilizza bottiglia e lo troveremo più avanti, ma siccome Tiraboschi usa anche bottiglia, io le ho inserite tutte e due. Si usa anche senza la G, bottiglia o bottiglia. Senta zo che la tavola era il vegeto bianco, che il pario pipot denif de tanto che l'era bianco. Tutto intento a mastegà, senza iga de piogna il ganasal. Il ganasal è il molare. E una quappe sia moviti che saltava fuori dalla bocca. Appena che l'ha figurato il Pinocchio la capì più ne volta. Che scappade grignà, però che gni po' de piansi del medesimo tempo. A lui li accontasse un montu della ur, ma de bocca gni a fodoma di sospiri e di parole moce. Alla fine il gheriata casa poi un sigol talmente forte che si è stremito infine al vegeto. Poi è saltata al col e del quarcianzo de basì le sciopaffò a usare. Tata, si proprio finalmente v'ho trovato. Ah, ma adesso bebandunerò mai più. Ah, ma allora mi sono mie sbagliate, sei proprio il mio caro Pinocchio. Se sei so proprio me, mi siamo perdonate, Elvira? Ah, tata, come si bu, e me invece, ah, ma se sei settata, quante disgrazie che mi è capitate.
se ricordate che il de chiendito al oggi che per comprare il silabare. Ecco, e adesso abbiamo un racconto come quelli che ci fa sempre Pinocchio, del quale non capiremo niente e del quale non capirà niente neanche Geppetto, ma che serve a lui per fare il riassunto di tutta la storia. Ecco, da che delego più B, perché invece di andare a scuola, sono andata a giuppi, perché il mangiafoc, al venire a Brusan per fare rusti il cavret, anche rusti, troviamo anche rosti, ma va bene anche rusti. E se il madac sigmar in gudor, per portare Yahoo, potama la volpe il gatto all'osteria della fara, Yamayad de tot, tanto che de noci e sassi, i me corici dre, non li vedo più, corici dre, e in matacabbiasso il piantude fo della Mariana, senza fai cunch con la fatina, che la ma fai visitare i dutur, che gadic, se lei mi amor, le amo if. E allora ho contato una bösia, che mi si è slungato il nas, che gli è passato della porta, in quanto son dac con la volpe e il gat a sotran quater, perché una gli è spendita per pagare la cena all'osteria de quando che il papagal al me grignadre, ma invece de 2000 palancù o troppio negota, che poi il Giudes al m'ha mettito in presumé per far imparare alle sue ai lader, però la signorbola che gli fa male a tua bor palas, e allora il contadil mi dice de bor col mel alcol, e dopo de sborlati in de trapola, son dacia cade la fatina che l'era morta, e il colompla dice, o è stoltatata che il fasse una barchettina per venire circat, e mi dice, ah, se gessito ali, e lui te porte me, e me come fete, e lui satemi in groppa che mi sgula tutta noce. E dopo il pescadur de preduri mi dice, che vegeto di una barchettina che le drea negà. E me vo figurare de lontano, vo fai sen de turno André. Ma tu figurassi po' a me e avrei svilito turno André pota, ma la Sarneghera, che ricordo è la tempesta che si scatena proprio a Sarnico, l'era talmente forte che un'ondata più grossa di oltre la mareuta alla barca. Allora l'os che l'era lì de preur, al maestin dell'acqua e spalancata la bocca, al matrangotit con la barca e tot, come se fedessi staccio il caso non sei. E adesso quando è che si che tata? Oramai sarà 2 anni. 2 anni che mi parice 2 secoli. E come faccio a scampare se tac, sarà di in de panza dell'os. E la candela chi che la dacia? E i solfanei? Adesso la conte su come le staccia. Dopo a te sai che il di là, la sarneghiera l'ha buttata in aria insieme con me anche il batel di chi che porta la seta a spasso il lac. Tutte le persone si salvate, ma il batel è andato a fond e l'os che l'era proprio famato alla casata in bocca per ciccialzò come se fedessi staccio una caramella di Goressia che è la liquirizia. Ma tutti in tre, o perché? E per fortuna il batel era piede carne in scatola, de pa brustulit, de sucre, de caffè, de bottiglie de vedete la bottiglia, de formai, de ueta, de candele e de scatole de solfanei. Gheran fina detta una toaia bianca, arda che. Pota con tutta sta grazia del signore, quindi ti scampa finanche, ma adesso che cagna l'è finita, che sta che è l'ultima candela e che più ne gota de mangiare. E dopo? E dopo resterà che arda a posca. Allora tata mi scappa alla svelta. Ma come fai a sgherriare? Tata mi scappa fuori dalla bocca del sei moda. Ma me so c'è più de forse e posso mi udano da. Ma dove perché sto famiglia negota? Ora te sulla scalchina sui me spalle e non de me per vu. Soi sei mai bravo? Ma mai più. Te pare la possibile che Berati grande una palanca come te se te al gabile porta sui spalle un masot compagno de me? Pota basta provare, in ogni modo lo vedrà. Se il signore ha il mio tangheria de sicuro e se de non avrà almeno la consolazione del mio braccio po'. E senza bisogna bene a sé, col Pinocchio la ciapata in sal che il muci de candela che gli era restato, per farsi almeno un po' de ciato e se via là. Ogni indre a me senza cura al gadicia suo padre. E si abbracciato e ha attraversato tutto il cor dell'os, che l'era loro compagno del vial di mure, e Geriacis quasi in gola, che però gli ha pensato di fermarsi per catafol momento de scappare. A quel punto che bisogna sapere che l'os, che come mi dice l'era malabbe asma bronchiale, ha deciso di dormire con la bocca aperta. Allora il Pinocchio, con tutto il coraggio che era, si è orsato. Guardate, noi diciamo orsat, in realtà non è così, orsat è sbagliato. Il Tiraboschi ci insegna che è olsat,
con la L invece che la R, ma noi gergalmente diciamo orsà. E poi vuol dire osare, ma in bergamasco diventa riflessivo, meso orsà, come del resto anche il suo sinonimo ascat, che è proprio ascas, anche quello è riflessivo, mese aschemia, non oso. A signafò de che la golassa spalancada e la istituto che lì de celto e piedestele è una bella luna bianca che sberlusia. Questo che è il momento bu, il gadice al poi invece, o lo sal dorma della quarta ed è poi sghet come MSD. Dondo catata e su allegher. Era un patch per la gola, belasia, rampà vuol dire arrampicarsi, piano piano, belasia, l'abbiamo già visto, e io attaccata a camminare in punta de pe, so che la lingua tal larga e spessa che la pania al più della morla. Ma ieri a modere per fare un salto e buttarsi in dell'acqua quando l'us, in dell'estremità, la traccia il fiati se forte che gli trangotici un'altra volta e gli burlaccia monte stomaco come prima. Mande burlasò col candelisse smorsato e padre che gli restaccia al posco. Ma dove se che è succedito? E adesso? Adesso non si beie che coci. Perché poi, tata? Adesso ancora un'altra volta, dem la osta ma e stia a attendere l'isa mia. Ma dove ti andiamo, benedetti scet benedetto, scusatemi. E le scappà e ni con me è senza cura. Chi se è tornato attraverso la gola, arrampa sulla lingua e ti tappa il pu a tentoni e a scalca 3 filene de dec a punta, chi te ha come cortele fino a che il Pinocchio gli dice al Geppetto. Adesso al tenso in groppa e grazie un po' bene che pensi me, au. Appena che il può invece le stai pronto, o il berati sveglia come un'anguilla, al sebetato in dell'acqua e l'ha cominciata a nodare. O là era calmo come l'ole, e dell'acqua d'arsenza speciale l'una piacere di sto mondo. O lo sa dormire e sedere che la saresti stata a sé una cannonada per desda il fuoco. Benissimo, siamo arrivati in fondo, se non avete niente da chiedere andiamo avanti col 36esimo e abbiamo finito. Anzi vi direi, tenete da parte le domande e ci sentiamo al 36, alla fine del 36. Capitolo 36, Pinocchio dente scet come tu ciote. Intacca il nodà ad Elena per fare più alla svelta a toccatela, il Pinocchio si rincorsì che sotata che gli era caldi sfale, al tremà come se ghes la febra. Siccome che a sto poi il vecchio l'acqua la gria a metà gamba, o scet la pensà che il pedestre ma de frec o de pura, e in sé, podendomi ascoltare su, a se contentà de faga coraggio e gli disia, sotata che se quasi riace, me desamolaria, mando e la postaria che me è detto e fos, a seguitare ad il Geppetto, sempre più in pensiero, che il bardale che è de là senza capine gota, dendo che l'era, ecco io ci schisa iso, come fai Sertur quando i gheria mia a trovare il bus della goccia. Ma me la è detata, le proprie chiede nac, messo compagni di gac, che è me de noc, che ne ha del de. O il povero per ver sincero, al vedere gotagna lui, e il fa a doma parì de essa legher, ma forse il abbandonà, e che manca il fiat, tat che ne più dia più. L'hanno dat fino a che la pudit, e poi, quando una us che la paria è in del mondo là, gli dice a suo padre, tata, e te in vu, perché me. E sareste le gacce del bu quando gli sentì vergume all'acqua nigra che come il fedesse infregiata gli diceva chi è che Andrea meur? Anse me è metata, ma me te conosce. Sembra Pinocchio te. Certo, e te, sola tenca, che è la che ti ha incontrato in de stomaco del mostro. E come faccia a scappare? Te sogni d'Andrea te mi insegna la strada e me ringraziando il Signore che sorriada. Oh, cara la mia tenca, che il cielo te benedesse, se te che le be toscetine tenchine perché se de no non se morci. Ma un tera po', da chi ve alla me cua e pensai la più gota che ve porte me. Geppetto e Pinocchio, come per ripensare, e stai contento, ma invece de te casa la cua, i che saltacci in groppa. Ampisei troppo, i ga domandà. Ma la tenca, che era de corpora dura piuttosto massessa, cioè era piuttosto massiccia, era un pescione. La gara rispondit, ma il più, si vliger come gos delle maga, e via hanno dare sprombatut, tac in poc minuts, gli era portaccia a salvazione. Quando gli ha toccato a terra, il Pinocchio gli ha dai la mal suo padre, per far saltaso della tenica. E dopo, ultat verso i stopessi se mai bu de cœur, al gadic, cara amisa,
Tete mi salvato il metata, che lei è la persona che mi è più cara a sto mondo. E me go mia parole per ringraziare. Ciapa almeno il basì. La tenca la casa fuori mus dell'acqua e il Pinocchio un se ciaso intera, il gas stampato il bel baside chi che scioppa proprio in messa alla fronte. E sto per su, mi è abituata a teneresse, le denti arroz come il pulì, e sentendo che gagne lacrime e gli occhi, per non far studiare del che il pianzia come il cettì, la tornata a casa al coso d'acqua era sparita. Allora, sì, ci torniamo. Allora il Pinocchio, visto che il suo padre alghiera la corsa da stampè al gadice, tata, dinché il vos brasa in den che va, non camminerà piani piani come le formighe e quando non sarà stofan se sente la sua posà, son di una quaccorne. Senza chi potesse rincorsa, la tenca gli era minaccia a traersi i canai del lac di sé fino a sotto al pub del Gorel. E non vai po'? L'ha domandato il Geppetto. Ansircherà ergù che gabbio tanti de corde da un vergota da mangiare e un po' de paia per metterlo a dormire. Ma ieri mia fai sento pas che ha figurato in banda alla strada do brutte ghegne intente a circa sé. Era la volpe e il gatto. Ma l'era quasi impossibile conoscere. Questo impossibile, guardate, si trova impossibile scritto con la O invece che la U, ma il Tiraboschi usa anche impossibile e quindi io l'ho usato come ho usato anche impossibile. L'era impossibile conoscere, a mo' de tacchi era cambiato cena. O il gatto, a forza de fa paride de mia, l'era denta torbo del debut. E la volpe è già rampogneta, guardate che bello questo attributo, rugosa, la dondaso tutta di una banda e la ghia piogna la cua de quando chi glera in vida il mercantì per ciapacqua a palanche. O il Pinocchio, o Pinocchio, la usava la volpe con una spianzoletta, piangente, lacrimosa. Fammi un po' di carità, noter due, poi malac. Malac, ha ripetuto il gatto. Da salute Merlo, mi vi imbrogliate una volta, ma la seconda no, eh. Tre per Pinocchio che adesso si apporeccia infermi del bu, l'ha ripetuto il gatto. Se si dentac poareccia la colpa osta, regordiv del proerbe che il dis, la roba robada, la da mia frut. Iga pietà de noter, de salute Merlo, regordiv del proerbe che il dis, la farina del diavolo, la ha tötan crăsca. Banduna è mia, de salute Merlo, regordiv del proerbe che il dis, chi che roba il mantello al proser, de sole, al mur senza camisa. Guardate come è diventato saggio Pinocchio, accidenti. Sempre teccata a braccetta al suo padre, o il Pinocchio l'ha seguitata a camminare bellasì, ma senza più urta sindre, fino a che riac quasi a scans, la est una casettina che la paria faccia sua apposta per lui. Che sarà del bergun che la caletta, dice il Burattizza, che pica. Difatti gli ha piccata la porta. Chi è? L'ha rispondito una usina de det. Am se padre scet, dopo il marter senza pare, senza tec. La ciapla è det in de porta, dervi la peur e in ace. Dopo dervi la porta, si da cinca, i se andaci in gir per vet chi chiera parlat, ma gli hai smissu. Ma dove l'ho il padrucche? So che de sura. Gli ha dato in aria toidu e gli ha est, sende una trap del plafù o il gri che parla. Il plafù è il soffitto, lo usa anche la lingua francese, dice plafond per parlare del limite più alto, quindi il soffitto. E lo usa anche in termine economico, ma vabbè. Oh, Carlo il Megri, come so con te la dice il Pinocchio con gentilezza. Ah sì, adesso me chiama caro Gri, ma se ricordi mia quando te metti giù un fadre una smartellata che so restalle morto, allora noi in bergamasco diciamo mort con la O acuta, qui invece è grave, però resta morto lo usiamo anche noi con la O aperta, anche se di preferenza usiamo mort. Teghe sento me la resugri e me desmentegherò più la lesiu che te me de, ma iga pietà de sto povero peccio del me padre, e me che sono disgraziato, ca sempre via. Mega avrò pietà del padre e poi del c'è, ma io gli fa capire che sto mondo bisogna sempre ves garbac con touch e utas de con l'oter, sempre il ves de taccia noter, quando anche non ha bisogno. So a me con te, caro Gri, ma che intenzione come ti faccia comprare la casettina che? Che la cacchini? Me l'ha regalata una cavrina, addirittura capre che vendono case, che regalano case, che la dia al mantel dell'Anna Celesta.
E dove l'andaccia adesso la cavrina? L'ha domandato il Beratica e Ghiriania sta fermo dell'ampia che sghera addosso. Ma saprei mia, e tornerà l'amo? No, no, la tornerà più, perché l'andaccia via col magù e nel sistema di parlare di capre la disia, poi Pinocchio, sarà stac belle che digerì dell'os, che brutta fiche la faccia, poi ricetta lui. La dice propriamente ai sé. Dopo era la mia mamma, la mia bella fatina, ha cominciato a usare Pinocchio disperato, e so a piansi. Ma dopo dei piansi per il po', al sesso gaso ioc e con una bella bracca de paia gli ha preparato il paiù al suo padre, perché il pedesbe a suo posà. Poi ha domandato al gri, se mi ha un piacere, in do che pede trovare mangiare il bicer de lac perché il po' il vecchio che li sta più in pe. Ah, sta attento. Se attende il suo verso rosato, te troverete una bella villa con tacce cap della bianca e nigra. A questo punto io vi dico che ho scelto di mandarli alla Brugherata, che è un'azienda vinicola che era proprio di proprietà di un mio caro amico avvocato che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E quindi però quando io ho scritto il Pinocchio lui c'era ancora e quindi mi sembrava carino inserirlo qui. Che il post lei si chiama la Brugherada, domanda delle chi te terrà. Questo giuppire corrisse a Rosat, la trova alla Brugherada e quando la domandata è gota di mangiare il bel bicerotto di per tirare sui costi al suo padre messo in dac, i ga rispondì. Sete che una palanca scarsella, non che il resto è danne gota, perché la roba la mi costa anche a note. Ma te resta che a Laura, te mantieni i barei de suc de ua e portai in cantina, che te direi che al tuo padre che mancherà più il necessario. Ma te che del goba mia malne. Se vabbè, per cominciare adesso. Ma certo, arda, che la fatica che fino a che era sempre facile di nostra sni, pota ma adesso è che tira di oltre un po' la bestia. Vedere mia Edel, ma un tera po'. Riati in destala al Pinocchio la est, betaso un tera, più bella sni, più della che de che, e dopo dei garda bella pensare. Ma per me che l'asen che le mie una c'era nuova. Allora si è sbassato e gli ha domandato in del dialetto di Asen, chi sei te? E la sni, con quel po' piat che era restato, ha rispondito, sol fideli, poi la sera foglio del tu e le morto. Oh, poi fideli, la dice il Berati, e ci ha fatto un salto una bella branca de paia, se su gaso le lacrime, che gli culaso real nas. Poi mi dispiace anche a noi perché della brugherada, perché anche se era affezionata a storni, ma mi pare resmi al caso dei piansi se. Veramente la sni che era il mio amico, il tuo amico, al gado dalla ocat, padrone dell'azienda. Se lei è il mio compagno di scuola, ah sì, ma che scuola fai te sei tuo compagno rasen? Questo poi riscette la disse gota e l'ha attaccata a Laura ad Elena. Ed è che il di lì le sempre le assò la mattina presto per indare gore la rosata a guadagnare qualche occorria per mantenersi lì e che il vegetto malindace del suo padre. E li sgobava fino alla sera senza mai desmettere e poi quando che tornava, stuff della de stuff, al ghedà a detta lesse a scrivere. Al mercato de Cans le era comprato il libro per poco franc e a forza de dai le era imparato bene a fare sui cunci, anche a fare sui cunci. E tutto il tempo libero che gli restava si insegnava di fare sempre meglio il suo padre, tanto che insomma il geppetto l'era quasi trattato come un cioro. Al giuppi il ghera arrivato fino a comprare una carrozzina per menare la spasa e l'era metti in banda anche il gottina per tirarsi insieme. Difatti una mattina gli disse al suo padre, a turno andare sulla scans al mercato per vezzere una giacchettina più per le scarpe e il bretti per me, perché c'è che gondossi a più cindaci, quando me de rime con oserigna più etata de tacche parero scioras. C'era de ca, l'ha cominciata a cor compagno di una legor, un po' per la contentezza e un po' per farmi attarre a Laura, quando che parinde sente una usca e la chiamava al seuta tindre e la este una lui maghina che la segnava fuori una sesa siepe. Me conosce più, la dice. Me pare res, ma somiglia a me. Me so che è la lui maga, che la fa a serbesa in cade la pata. Se ricordate che la volta che tu portate a mangiare il polaster de cattù e te girato il pelo infilzato in de porta. Se adesso mi ricordi tutto, ma di cara lui maghi, dove l'andasse a finire, me bella fatina, se ricordi la moda me, ma la perdonate, me l'abbiamo, dove sta la de ca, amola, vedere mia edela. A tutte queste domande, facce senza tra il fiato, la lumaga la rispondi come hai fatto te le maghe, valate che è a me.
Carol Mescet, la tua fatina, lei all'ospedale malada. Malada? E cosa gala? Pota, dopo dei patitate disgrazie e tate privazioni, le denta dei sepoareta dei gappioni a una palanca per comprare il buco de pa. E senza mangiare si scampa via. Ma dove ma chi cosa te me contesse? Se che su il Jugel porterei salato. Pota ma che doma 40 euro perché io gli gesto comprarmi il vestito neuf. Ti do a te? Dai, corso e beta portagli. E il tuo vestito? Cosa è che mi interessa a me del vestito? E interessa questo first che è gondos per vetala. Guardate che 40 euro sembrano pochi, uno può comprare praticamente niente con 40 euro. Però una mia amica, quando scriveva, mi ha detto, ma sai che al mercato di scanso si sta benissimo. Ho comprato un bell'abito, un paio di scarpe per 40 euro, 20 l'uno e 20 l'altro, e quindi io ho preso al volo questa cosa. Piuttosto, fa la svelta a portare che può che ed è che dude torniamo a fare svet che circa da portate in biote. Fino adesso lavorare per pasta meglio metata, ma denche lavorerò il dopo e poi il trepe per far guarire anche la mia mamma. Addio le maghina, ti aspetta che tu domani. Allora maga, senti se, la se metti da drea cor come una leserta e un po' se gonc l'era sparida. Appena riadde de tirca, e stiamo compagni di prima, il Geppetto gli dice, mando la tua giacchettina e scarpe e il brettì. Pota otro anno gota che mi piaces, tornerò andare un'altra volta la settimana che la sera lesto Porgio P e sta cimpede tutte iure, per finire poi anche Laura del de dopo. E geriata pieni 106 d'euro. Quando finalmente le andaci in legge, al senso della fatina, tutta bella sorridente, che la gadacci basi sulla fronte e poi la gadici. Bravo Pinocchio. In che te mi fai capire che anche se te sei mio il campione del vivienza, ti che che le granti sei. E per questo te perdone tutte i brade e i marachelli che te faccio. Ai naci se e fa giudese che te edere che te se trovi contenta. A quel punto che Pinocchio se ne sdat e poter immaginare la sua contentezza quando si rincorsì che l'era più giù di lei, ma l'era diventato scetto, compagno di ote. Al ser da tintura nel posto di sole mur crepace della casetta del Gri, la est una bella stanzettina sbiancata de freschi e mobiliata con dei tuoi belli lecci dopo il tronsine de pelle, il tauli per iscritto e guardarobe, tre piedi e stitch neuf. Ai piedi del lecce poi era appoggiata una bella giacchettina, il per de braghe, de lana coldina e un bel brettì col paraoregge. Sotto al lecce si ha poi per destiai de pelchi che sta a gran be. Quando le staccia l'urder, la mettiti se come espress, in mascarsela e la trova dentro il portafogli con su scrice queste parole. La fatina di che ei celesc, la ghedandre al suo caro Pinocchio, i 40 euro che gli han prestato e la ringrazia de cœur. Ma der vi fol borsi, invece dei 40 euro, genera dei 400 e nuenci. Dopo le curità da sin de specie, perché in destanza era detta che insieme conduta pedesida. Denaccia lui era più la solita marioneta, ma il belliscet moretico io celeste, e stit come il principi alleghe e piede ita. A tegne la corta, se regna lui se l'era destro, o a modere dormire. Ma tutti in due momenti venite in mente sotata, e allora se metti dreccia mal e le curit detti in che l'altra stanza, che la fa anche de saletti. Lei l'ha trovato bel viscolo e tutti in forse come una volta, che gli avrà Andrea una cornisa appena intagliata e ricamata de foglie, de fior e de crape de angeli. Alghe saltata al col e lui è soffregal de basì, intacca gli domanda, ma spiegami un po', tata, come la staccia che l'aurie cambiaci se all'improvvisa. Questo cambiamento le tue meritò. Perché poi? Perché quando il cet de berechi diventa sai, i ha la capacità di cambiare la età a una famiglia entrega. E il Pinocchio de legno indosserà la destra, ha domandato Scet. Guarda che le là, ha rispondito il Geppetto. Difatti in Ducantù era il burachi poggiato a una scagna, col cosba sazzò, i braschi che pendulà e gambe piegate che il paria che il gas de borlantera appena aboffaga addosso. O il Pinocchio saltata ardaga e gli faccia quasi effetto, cioè l'ha impressionato. Porgio P. Ardam come sua desga crederes nessuna, dice, ma quate avventure, quate sacrifici, quate berechinade e quate disgrazie che ho passato quando ero una marionetta. E so content adesso, c'è per me, ma mi sarei proprio dispiaciuta più di più che il vecchio beratì che ero una volta. E chissà che gabbia mia de pentis de es diventato come tutti oter,
questa è una mia aggiunta personale perché sono convinta che in fondo avere una propria identità è meglio che far parte di una massa. Pasti e pastori, maintenant dit Daniel beaucoup. Se sotto la tavola che monda il ris e ma dacci una pesada, genen dach per tutto il paese. E finisce qui la nostra storia. Grazie a tutti voi per averla seguita fino alla fine. Domande? Vedo che quando ci sono due C, come Dutch, lei pronuncia dai. Vero, vero, perché però è un modo proprio soltanto di pronunciare. Non possiamo scrivere dai, possiamo dirlo, perché ci viene più semplice. Sarebbe cacofonico Dutch, vediamo se possiamo fare un esempio. So Dutch for the mat. No. Dutch for the mat è più difficile da pronunciare che so dai for the mat. Ma è solo una questione di pronuncia, non di grafia. Buonasera a tutti. Due domande. Sì, via. Cher Tour. Non ho capito. Cher Tour. Non capisco. Pronto? No, non sento, mi perdoni, non capisco la domanda proprio. Cher Tour, cosa significa? Ah, Sertur, Madonna. Sarto. Ecco. Scusi. No, niente, si figuri. E First vuol dire usato, logoro. Grazie. Prego. Antonella, l'ho inquadrata, è grandissima. Grazie. Voleva chiedermi qualcosa lei? No, sto pasticciando con il tablet. Scusate. È in primo piano. Grazie. Siamo a posto? Tutto chiaro? Ma insomma, vi è piaciuto sto Pinocchio? Rispondetemi solo per scritto, dai. Troppo bene. Buonasera Giusy, io se posso una domanda vorrei fargliela. Volentieri. Grazie mille, proprio la parte finale del racconto. Pasti e pastù, il beaucoup. Allora, non fa parte del Pinocchio classico. Brava, è il mio modo di concludere tutte le volte che dico qualcosa in bergamasco o che presento uno spettacolo o che presento qualsiasi cosa. Insomma, quando ho fatto un racconto in bergamasco lo concludo sempre così. Che vuol dire? È un modo di concludere che non ho solo io, ma io lo utilizzo sempre. Che vuol dire pastino, cioè un piccolo pasto e un pasto grande, ma nessuno mi ha invitato a prenderne un boccone. Io stavo sotto la tavola e cercavo di mondare il riso quando mi è andata una pedata e ne è andato per tutto il paese. È un modo di concludere molto bergamasco. Molto simpatico, complimenti, grazie mille. Grazie a voi. Anch'io quando ero piccolo ricordo che mi raccontavano le storie e concludevo sempre pasti pastù, ganere sta più gnò bucù. Ecco, cioè, pastino e pastone sta che ho mangiato tutto. Finita la storia. Allora, Sara, esiste il libro, ma io non so più dove si trova perché io non ne ho più. Quindi mi dispiace, non posso aiutarla. Qualcuno l'ha trovato al libraccio, ma io non sono proprio in grado di aiutarla. Questa è l'ultima copia che mi è rimasta, me la porto in giro come se fosse santissima. Posso fare una domanda? Ovviamente, chi sei? Sono Silvia. Silvia, perfetto. E volevo sapere cosa vuol dire lech musy. Letto morbido. Ah, ecco, morbido. Ecco, grazie. Grazie mille. Bellissimo il Pinocchio così. Gustato proprio. Grazie. No, ma l'ho detto così, ma dai, non cercavo complimenti, però magari anche sì. Allora, signori, mi fate sentire qualcosa del Pinocchio o qualcosa di vostro? Anzi, fate sentire a Fabrizio De Tamanti più che a me. Io se posso leggo un po' di Pinocchio. Brava, chi sei? Lucia Sono Angeretti? Lucia, certo. Non manco mai perché mi piace troppo. Dai, dove? Come vuole, professoressa.
Allora, dai, chiamatemi Giusy, vi prego. Allora, Va bene, Giusy, va bene, Giusy. Possiamo anche darci del tuo a questo punto? assolutamente sì. Facciamo una cosa, leggiamo qualcosa di quest'ultima parte che è stata letta, così Fabrizio Nettamanti vi sente a una prima lettura senza che vi siate in qualche modo allenati. Scelga lei. No, dimmi tu, aprilo tu dove vuoi, perché deve essere una prova questa e quindi dove capita, capita. Apre Matteo, dove è buono lui. Dai, 36, inizio del capitolo 36. Pinocchio diventa iscet come tecioter. In tacche il nodà d'Elena per fa più alla svelta, a toccatera, il Pinocchio s'era incorsit che il sotata, che il ghera a caldi spale, altremà come se il ghes la fevra. Siccome a sto poer vecio l'acqua la gheria a metà gamba, Olscet l'ha pensat che il pedestre ma de frec o de pura e se perdendomi ascoltar a sé contentat de far coraggio e il ghedisia se tata che se quasi riac me è desamolaria. Basta. Perfetta, lettura perfetta. Dai, traduciamo. Allora, mentre nuotava in fretta per arrivare più in fretta a toccare terra, il Pinocchio si è accorto che il suo papà, che aveva alle spalle, tremava come se avesse la febbra. Ecco, siccome a questo povero nonno vecchietto gli arrivava l'acqua a metà gamba, il bambino ha pensato che potesse tremare di freddo e di paura e così non potendolo scaldare si è accontentato di fargli coraggio e gli diceva: dai papà che siamo quasi arrivati, io vedo già la riva. Benissimo, grazie. Brava, molto brava. Grazie. Posso leggere la mia poesia? Posso leggere? Sì, Luciano, andiamo avanti un pezzettino con quelli che vogliono leggere il Pinocchio e poi partiamo con le vostre lavori. Qualcun altro vuole leggere il Pinocchio? Io posso? Sì, chi sei? Anna Maria da Alicante. Alicante, via Anna Maria, bravissima. Scusate un attimo, ma l'acqua è senza C perché si scrive così o è un errore di battitura? Non sono io che sono una sgrammaticata, ti giuro, si scrive così. Benissimo, vabbè. Fermo. Vado. Mando e la posteria che mi ha detto fosc. Ha seguitato il Geppetto sempre più in pensiero che il Vardade che ed è là senza capire gota dentro che l'era e io ci schissaggio come fai ser tour quando gheria mia tro al bus della Goggia. Ma me la è dettata le proprie che denac, messo compagni di gacci, che è mia de noc, che è me de noc, che gna del de. O il porborazzi, per ver sincer, al vedia negota gna lui, e fa ad ome pari d'essa legher. Ma forse il abbandonà e che manca il fiat, tat che ne più di più. Basta, fermati. Molto bene. Ma dov'è poi questa riva che io vedo tutto buio? Continuava a dire Geppetto sempre più in pensiero, che guardava di qua e di là senza capire niente di dov'era e con gli occhi schiacciati come fanno i sarti quando non riescono a trovare il buco del lago. Ma io la vedo, papà, è proprio qui davanti. Sono come i gatti che vedono meglio di notte che di giorno. Il povero burattino, ad essere sinceri, non vedeva niente neanche lui e faceva solo apparire di essere allegro, ma le forze lo abbandonavano e gli mancava il fiato, tanto che non ne poteva più. Brava, grazie. Ma dico io brava, devi dirlo lui. Sì, ma concordo pienamente. Grazie. Qualcun altro? Posso provare? Sì,
Lorenzo Paganelli, via, bravissimo. L'hanno dato fino a che l'ha pulito. E poi, quando non riusciva la paria del mondo là, ha detto a suo padre, tata, io tengo perché muore. E sarà il negazio del bu quando gli agenti vergogna all'acqua nigra, che, come il fedele infregiato, anche di sia. E chiedere a me, insieme il metata, ma me te conosce. E mi al Pinocchio te. Certo, e te, con la tenca, che ti hai incontrato in stomaco del mostro. E come faccio a scappare? Te ho venuto a te, te ne insegna la strada e me, ringraziando il Signore, gli ho riata. Bravo, anche con la S sì. aspirata, Sì. come il bergamasco Giusto. di una volta. Traduciamo. Ha nuotato fino a che ha potuto e poi, con una voce che sembrava venire dall'altro mondo, ha detto a suo padre: papà, aiutatemi voi perché muoio. E sarebbero annegati veramente quando hanno sentito una voce in mezzo all'acqua nera che, come se fosse raffreddata. Lorenzo Paganelli, un secondo. Sentì vergù è sentire qualcuno, non una voce. Sarebbe una U. Mi scusi. Mi sono perso. E quando ha sentito qualcuno in mezzo hanno sentito qualcuno in mezzo all'acqua nera, che come se fosse raffreddato, gli diceva: chi è che sta morendo? Siamo io e mio papà. Ma io ti conosco, non sei mica Pinocchio. Certo, e tu? Sono la Tinca, quella che hai incontrato nello stomaco del mostro. E come hai fatto a scappare? Ti sono venuta dietro, cioè ti ho seguito. Mi hai mostrato la strada e io, ringraziando il Signore, ci sono riuscita. Bene, perfetto. Bene, benissimo. Qualcun altro? Col Pinocchio? Se no passiamo ai vostri elaborati. Basta, Pinocchio l'abbiamo accantonato e quindi passiamo a quello che avete scritto voi. Vediamo chi c'è, delle persone che vogliono leggere. Ho visto che Trapletti mi chiedeva se non era arrivato il suo elaborato, io l'ho visto, mi è anche molto piaciuto perché è originale, ma gli ho risposto e gli ho detto: per favore mandatemi tutto su Word, perché sennò non riesco a correggere. E lui, andiamo alla sua mente. Ecco. Se mi ha sentito Trapletti mi mandi su Word, grazie. Siamo ancora in tempo e lo sentirò naturalmente. Sì, ho capito allora. Non ho visto la mail allora. La mail, fa niente, te lo dico adesso. Okay. Sì, perfetto, gli giro tutto. Bravo, grazie. Dai, chi è che vuole leggere il suo elaborato che mi aveva detto? Posso Leggo leggere? io? Luciano? Luciano, benissimo, dai. Cosa, Luciano? Allora, io ne ho due. Uno vorrei leggerlo per avere l'impressione del professore di parte a lei. Poi leggo la poesia. Questo l'avevo già letto, però è una cosa sociologica, diciamo così, e quindi mi interessa il suo parere. Allora, Bene, Luciano. i miei genitori venivano della campagna, per la precisione dell'altra Alina. Luciano, alto là. Si chiama, non è La natura di una volta? Sì, ma c'era anche questo perché mi interessava il commento del professore di parte. Poi, se no, leggo la poesia. Allora, leggo la poesia. Vado? Un attimo solo che il nostro Matteo lo cerca. Eccolo. Lo condivido, lo vedono tutti. Bravo, così lo vedete tutti. Allora, la natura di una volta. Sì, La natura l'è cambiata, l'è piochela, l'è malada. Ammorirà alla fine del secolo o il monte di scioperà come il tubercolo. Bella questa correzione che mi ha fatto lei. La frutta l'è più buona e la cala, e i ceci va più indicata a robala. E la verdura la fioresce al mese d'agosto invece di aspettare il momento giusto. L'oterdre sondaccia tra la siada e in del turno Andreo c'ha la tempestata. Domenica pesca in del vento in cima, ma l'acqua era bassa però il clima.
Olmeschet al Madic andò in montagna, ma però il Brottepa si è fermata a variare la Taragna. E la Mesceta andò a fare shopping a Brescia, ma per il New Lula è scappata in tutta fressa. La mia sposa l'endagia a comprare il formai. La estolprese e la dice: come mai? Il buttigher. Cara Sciura, lei o il clima, se i prezzi è più che dei prima. Magari gode positivo per cambiare lavoro. Certo, la saper d'inverno è non troppo calore e il troppo freddo d'agosto, anche se ti sedrei andare all'ost. Bene. Sentiamo Fabrizio. Cosa dici? Ci sono sempre le rime, fatte bene, non possiamo, a me questo piace, e poi vabbè, è moderna. Una storiella Diciamo che è moderna, sicuramente, non profonda, ma simpatica, molto simpatica. Molto simpatica. Posso leggere il raccontino invece, perché questo è un problema sociologico, secondo me. Velocemente. Se c'è altra Immagini gente... tu. Vado? No, aspetti un attimo. Sentiamo se c'è altra gente. Se ci rimane un po' di tempo, lei raccontino, va bene? Sì. Io ci sono. Brava, chi sei? Io sono Antonella e il mio è proprio semplice. Io non ho nessuna rima. Sì? Maraglieno, sì. Ecco, faccio semplice, non ho nessuna... Ed è la... Ecco, io sono stata molto breve. Eccola. Ecco. Via. Vado. Buona giornata a tutti. Tire fuoco l'occasione che per dire grazie alla sua maestra Giusi e al Ducato di Piazza Pontida che m'ha permesso di imparare a me o il nos parlà o il bergamasco. Messo me adesso un po' il pinocchio della situazione. O le imparà, ma siccome si fa fatica, fo miei compiti. E lese un po' poco, ma promette che farò mei. E però adesso che mi piacerebbe far sentire righe, che mi sono impegnata a lei, questo in diretta, se possibile. Bene. Bravissimo. Bene. Qualcun altro? Posso io? Chi sei? Signori Monica. Monica Signori, aspetta che vado a cercare. Sì. Monica Signori, filastrocca bergamasca. Ok. Allora, filastrocca però il collega. Angelino, te mangiat mio il pai te bieto il vi, che il te fa denta abreti compando i borati. Come quando i colleghe i te fa andare al mercato a lui col sul che il brusa, e te gheriet gnaca inventa una scusa. Per scappare e stade per te incantate de nac ai quader de Monet. Angelino, te siete mia tata alpino, te tocca sempre der fo la porta tutta che la set che gnala te ascolta e l'andai in a parlare che la lingua che ta capisse et fonegot e te rie compagn di tontolot. In che te pense se le riadas a molura de mangià che la bella frittura. Angelino, rampa foc te se più in lì. Noter ante il bei stes e che manca proprio che nol sies miei se te corre sempre quando il te chiama e te fe fa noter töce idee e una bella grignata. E proprio perché te sei bravo chat, enta regala un liber del canalet. Specie minut che le mia finit che sto poema d'esauric. Anga mia tate palanche, quato il cœur che il pel fa mia come il völ, ma che il pel. Un'oltre laur ma pensatoci insieme di iscrivere subito al corso e magari te diventi più bravo di noter bergamasco. Ah, perfetto. Chi è questo Angelino? Piacerebbe capire. Chi è Angelino? Chi è Angelino? È il mio collega celiaco, tra l'altro, quindi appunto non mangia il pane, ma beve il vino. Quindi siciliano poi, quindi... Bravo Angelino, bravo. Grazie. Bene, qualcun altro? Provo io Silvia Belotti. Sì, Silvia Belotti, aspetta, non è che me la cerca. Silvia Belotti, elaborato bergamasco. Ok.
Non c'è? Allora l'ho salvato male io. No, ma non lo sentiva. Fa niente, sentiamola, dai. D'accordo, è molto semplice e breve, senza rime. Allora, Eleres parlà del me pader, Alessandro Belotti, appassionato del dialetto bergamasco, tanto che negli anni 80-90 era fondata una compagnia teatrale in del quartier de San Tomás de Calvi a Berga e l'era mettita in scena di belle commedie coi suoi amici. Forse il Rue del Ducato l'avrà anche conosciuto. Lui era sempre villa passione per il teatro e che era del dialetto. Me adesso a sto decato di 30 anni, ma la passione per la messità e per il mio dialetto l'ho mai perdita e mai la perderò. Ringrazio di cuore la nostra prof. Grazie a lei Silvia, grazie davvero. Il papà faceva... il commedione. Aveva le compagnie. Sì, il papà metteva in scena delle commedie in bergamasco con questo gruppo della parrocchia, sostanzialmente di San Tommaso de Calvi, perché abitavamo in quella zona. I miei hanno abitato lì fino a qualche anno fa, quando poi sono mancati. E quindi ho sempre sentito parlare bergamasco. E me la sono portato a Torino. La medesina miracolosa dice qualcosa? Sì. Io mi ricordo in Boccaleone era stata rappresentata e io ero lì. Sì. Ecco, erano loro. Sì. Bene. Grazie. Facciamo in tempo. Posso io, professoressa? Cara. Ines Belotti, posso? Certo, assolutamente. Aspetta, non è che la cerchiamo. Allora, sì. Bene. Che il corso che siete proprio Sail, le proprie belle. Alta fa imparare a les, a scrivere e parlare bergamasco. Tots immagrinerà dre a sentir parlare sé, ma me le andai in accia. So restate lì, de stoc, a sentire che la usina fina della maestra Giusi a conta se tots i facci del Pinocchio. Le ulaur ne decret e per al paria chi potessi stace storie vere del debut. In del più belle i fa anche il magù. O faccio me la ragionà e me la penser, ma il me piasiti setat che se Dio me a partire d'en che parlerò sempre per bergamasco. Evviva! Grazie Ines. Bellissimo. Grazie a voi. Chi sei? Francesca Brozzoni. Allora, Francesca Brozzoni, Paddington. E anche un saluto al professore Tettamanti. Allora, Paddington la va a Bergamo. Era una volta un urso del Perù chiamato Paddington che gli sta a Londra. Le era conosciuto di strettina stifolà che parlava bergamasco. Un dì Paddington l'ha voluto a Bergamo a provare caso non sei, perché un suo socio orso della Valtellina le dice che era la ciappata l'apparecchio della Ryanair, però al serio, e quando lei è arrivata le indaccia all'Orio Center a ciappare al fresco. Infine la ciappata la corriera per la città olta. Proprio lì incontra un balos chiamato Giopì, che ha l'orso la capì che l'era mia de Bergamo. O Giopì l'ha domandato: Signor, cosa te fai che a Bergamo? E l'orso l'ha rispondito: I am here to fancy the cousin sei. Allora o Giopì, che voleva fare un scherzo, l'ha dice: Pota, allora te proprio me, pota, allora te porti me a Maia i migliori. O Giopì
svelto, almeno all'orso a mangiare del Vittorio. Tutta la roba cara, ma miei non sei. Poi Gafac fa un gir per la città volta, ma la Ga dice che l'era città bassa, che il Palazzo della Resù l'era la biblioteca Angelo Mai, la Cappella Coleu l'era la cattedrale, la Fara l'era San Vele, il Careas l'era l'Otto, il Carneal de Mesa Quaresma o il Poaglio, la stazione era la funicolare, la Tor del Gomben, che era la più alta di tutta Italia. Poi Paddington l'era se sconfondito, o il Giopil era proprio fodeco. Poi, camminando su per le mura, Paddington l'era tanto stremito di se a volte che l'indace a borlados al boratì e la sbatizzò il suo capello. E se sbagliato capello, l'orso la mettizzo del Giopì e chiesto che del Paddington, che rebellò. Allora Paddington la dice, tenere tu a Londra e te dre. Paddington, per ampia, la tolse il sandwich, ma l'era mia al suo pa e marmellata, l'era pa e polenta. O so l'era in del capello che adesso il Giopì che adesso lo ga il baurat in bergamasca. Pota, e se infine l'orso l'era tornata a Londra, senza mai ai casonsei, ma con una meca stonfa di polenta. Brozzoni, di dove sei? Da dove? Francesca. Sanica. Ecco perché. Vivo a Londra, però sono... Mi senti? Sì, sì. Francesca, mi senti? Pronto? Sì, sì, vi sento. Sì, sì. Ma tua mamma chi è? Pare vicino Patrizia. Sei stata mia alunna tu? Esatto, sì, sì. Ah, eccola perché il nome mi diceva qualcosa e dove sei? Vivo a Londra. Sono da 15 anni all'estero, quindi sì. Che bello, vai. veramente, il mondo è piccolo. Insomma, aver applicato di segreteria. È vero, Francesca. Grazie, arrivederci. Ciao. Un Dai, abbraccio. Va. L'ultimo. Va bene, allora il nostro Luciano Armati può leggere il suo raccontino. Oh. Cosa dice? Sì, perché voglio avere un'opinione del professore. Sì, bravo. Leggiamo il raccontino, poi andiamo a fare Tarcisio. Sì. Allora, immagini tu ienia della campagna, per la precisione della alcalina. Quando nel dopoguerra ieni a Bergen per lavorare, i ghera zamò d'Ufcec, e con lui parlava sempre in bergamasco, ma a me, nascito in città, mi si sentia in dovere di parlarmi in italiano. Alla fine della fiera capisce bene il bergamasco, al parla con fatica e scrive negota. Eccolo qua. Ma no, che... Dai, che ce la fai, tranquillo. Sì, un po'... Nella nostra provincia c'è questa abitudine, brutta, ma c'è. Sì, di parlare italiano ai bambini. Per forza. So qualcosa io. Tarcisio, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno, Bravo. buonasera. Sono dal Canada. Dal Canada. Mamma con mia. una preghiera, questa volta non amerindiana, ma hawaiana. Esattamente. Ce la facciamo, Tarcisio? Sì, andiamo. Bravo, dai, è l'ultimo. Ecco. No. Sì, no. Ecco. È perfetta, Ecco. Eccola. Poesia hawaiana. Bon. Quando che sarà più, adesso che sono andato in via la Ghiminda.
No. Su. Ecco. Se può... papà, ma se no la leggo qui sul mio telefono anche. Che va. Bene, dai. Va bene, aspetta che ingrandisco un po'. Boh. Io rincomincio. Quando che poesia hawaiana, quello è il titolo. Quando che sarò più. Adesso che mi sono andato via, la rimanda. Poi a se restata ce la ure da ed e fa. La mia strada la finis mia che. Resti mia tenacia a me con vostre pensieri. Guides con te per tutti gli anni che mi passate insieme. Vodaci il mio amore e per di nome figuras quanta contentezza che mi donate. Ringrazio per l'amore che mi dimostrate, ma adesso è ora che dendà per me sulla mia strada. Piangi per me, segui bisogno dello ciò. Ma poi la ghi che ho il vostro dolore al si cambia in contentezza, perché mi sarà separato appena per pochi momenti. Benedì i ricordi che ghi indò il vostro cuore, sarò miata di lontà, perché la età la gada in dainac. Se avrim bisogno di me, ciamem che ignerò. Anche se podere mia indem otocam, sarò a preuve a hauteur. Se starì lì a ascoltam col vostro cœur, sentirete tutto il mio amore a preuve a hauteur, con tutta la sua bontà e il suo splendore. E poi, quando sarà vostro tempo degne di queste bande, vi riceverò col grignadì sui l'aere e vi dirò benvenuti a qua. Bella. Bella, molto bella. Veramente. È tradotta dal francese in italiano. Ecco. In bergamasco, bene. Sì, bene. Non si smentisce mai. Perfetto. Bene, io allora a questo punto noi ci salutiamo. Vi ringrazio tantissimo, soprattutto ringrazio il professor De Tamanti che è stato così gentile da stare con noi. È stato un piacere sentire molto, veramente. E venire al Ducato per conoscerci, se ci fate sapere quando venite, noi di solito ci incontriamo il giovedì sera, ma non siamo così sempre precisi, qualche volta saltiamo, quindi se voi ce lo dite prima, magari una sera li conosciamo tutti quanti. Va bene? Signori, vi saluto, vi abbraccio tutti, vi aspetto lunedì prossimo per la nostra grande chiusura. Ma cosa facciamo giovedì, visto che Pinocchio è finito? Parliamo soltanto dei vostri elaborati, quindi leggiamo tutti gli elaborati che mancano e soprattutto ci saranno il Duca che vorrà salutarvi, Silverio Signorelli che vorrà salutarvi e qualcuno che non ha mandato un elaborato ma che vorrà leggere, magari signor Cornali, io la vedo adesso, se vorrà leggere un pezzettino del Pinocchio la sentiamo volentieri perché lei è diventato molto bravo a leggere, quindi se volete abbiamo ancora il Pinocchio nei pezzettini che desiderate voi, ok? Ma in quel frangente possiamo provare a parlare la nostra lingua bergamasca? Potete fare quello che volete. Noi siamo molto felici di sentirvi. Oh, ok. Allora, giovedì parlerà bergamasca. Però lunedì mia giovedì. Perché... No, pardon, non sperare che il first giovedì questo. No. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Go troppo fressa. Bravo. Anche me. Arrivederci a tutti, buona serata. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.